Questo fratello è l'ultimo giorno che si chiama Via Testimoniale di Gesù Cristo, l'ultimo giorno in queste piazze. Però il Signore vuole che la nostra missione non finisce mai. Noi siamo inviati da Dio perché abbiamo ricevuto il battesimo. Abbiamo ricevuto il battesimo, siamo degli inviati. Quindi la nostra missione non si conclude qui. Non si conclude qui. I fratelli che vogliono continuare a vivere questa esperienza dell'evangelizzazione, ecco, la possono continuare nelle parrocchie. Nella parrocchia di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, qui nel nuovo Rione Villa, qui a Sant'Antonio di Padra, oppure a Santa Maria di Costantinopoli, qui allo Scassone. È un momento molto importante, questa è l'ultima missione. Io stasera mi devo incontrare con i catechisti itineranti alle 18:30 per preparare un incontro che si terrà domani con il cardinale Crescenzio Sepe riguarda all'evangelizzazione, riguarda la missione che si è fatta in questi 5 incontri. Ci vorrà probabilmente ringraziare. Quindi sono invitati a questo incontro tutte e 3 parrocchie che hanno fatto la missione, tutte le comunità fratelli, tutte le comunità. Il Signore ci chiama a vivere anche questo momento di comunione. Ci saranno anche altre parrocchie, anche altre realtà. Il Cardinale non incontrerà solo noi della zona di San Giovanni e Padova, ma incontrerà tutta la zona della diocesi dove si è tenuta questa missione. Ecco, noi prima di iniziare, noi iniziamo sempre con l'aiuto di Dio, con l'aiuto dello Spirito Santo, iniziamo con l'aiuto della Trinità, ecco, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, però vorrei chiamare qui, prima di invocare lo Spirito Santo, noi invocheremo lo Spirito Santo prendendoci per mano e dietro di me vorrei, oltre ai cantori che devono fare il servizio, anche chi deve fare le varie esperienze. Non c'è Giulio, Saracia Lucia, viene dietro di me, poi Elena mi sembra che non ne risponde. Mi farebbe piacere se qualche fratello o sorella così volontariamente volesse fare la sua esperienza, la sua testimonianza. C'è qualcuno che vuole fare la propria testimonianza questa mattina con coraggio e con forza? Lo sto chiedendo a tutte e 3 cose. Vieni dietro di me, Maria. Qualche altro fratello? O sorella? Sì? Anche te. Va bene, siamo adesso. Adesso, fratelli, mettiamoci per mano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre Santo, vogliamo lodare e ringraziare perché tu sei sempre generoso con ognuno di noi. Ecco, donaci sempre la forza di perseverare e la forza di metterti sempre in primo posto. Ma per fare tutto ciò, Padre, abbiamo bisogno del tuo Santo Spirito che è in movimento.
la verità e la vita, ci viene a donare la pace, ma non la pace che ci dona questo mondo. Il mondo non dona la pace vera, il mondo impone la pace con le armi, il mondo impone questa pace se ti serena con la droga, poi il divorzio, quello di togliere il figlio di mezzo con l'aborto. Non è questa la vera pace che Gesù Cristo ti vuole dare. Il Signore ti propone una pace diversa, quello che tu riesci con la forza ad andare avanti, e la pace te la dona la speranza. Andiamo. sofferenze, ci saranno tribolazioni, ci sarà una lotta
da quando ci alziamo la mattina fino a quando andiamo a riposare la sera. Allora Cristo è il nostro alleato, passa nella nostra vita affinché noi lo possiamo vedere. Ecco, allora noi stamattina non solo come la donna demoralista, ma anche come Zaccheo. Ecco, Zaccheo era piccolo, ecco, dobbiamo far sì di metterci un punto dove Cristo ci indica per poter vedere Lui che passa, perché Lui vuole entrare dentro di te, vuole venire a casa tua, vuole venire a farti visita, per guarirti, come questi fratelli, come ognuno di noi, penso che siamo qui, abbiamo fatto l'esperienza di Cristo. Allora l'esperienza del fratello, della sorella che viene qua, viene a morire, perché non è facile stare dietro al leggio, fratelli. Perciò invochiamo lo Spirito Santo, perché il Signore ci guidi per poter anche testimoniare. Non dobbiamo avere paura, perché la paura soffoca più della morte al Dio. Allora, buongiorno, sono Mena della settima comunità di Sant'Antonio. Niente, io volevo dire solo che io sono da 8 anni in cammino e il Signore mi ha aiutato tanto, perché io ho preso mio figlio di 16 anni, quindi 14 anni fa. E io lo volevo morire, non volevo vivere più perché non avevo più mio figlio, però ho visto il Signore nella mia vita, perché mi venivano a chiamare le sorelle di Sant'Antonio per fare delle catechesi. Io non volevo andare, dicevo ma che vogliono queste dame? Ma io non voglio fare niente, io voglio solo mio figlio. E niente, è la prima volta che parlo in mezzo a una strada perché non ce la faccio a parlare. Però so soltanto che dopo 6 anni che mio figlio se n'era andato, io sono venuta delle sorelle, le ringrazio tanto, che mi hanno salvato da una vita che io adesso non lo so che fine avrei fatto. E sono andata in chiesa di Sant'Antonio e da quel momento io ho visto, stavo sentendo le catechesi e ho visto mio marito, perché lui cattolico di lì, io ho visto mio marito come non è che l'avevo visto, stavo pensando e ho visto mio marito, mi sono girata indietro e ho visto mio marito che stava dietro di me e io non l'avevo visto, però veramente io mi sono portata indietro e ho visto mio marito che veramente stava dietro giù alla chiesa, che stava sentendo le catechesi e da 8 anni e non me ne sono andata più. Però ho visto il Signore come è entrato nella mia vita, mi ha salvato, perché veramente questa è un'esperienza che io voglio fare a tutti, che hanno perso i figli. Io ho preso l'amore della mia vita, la mia vita non è più come era una volta, io vado avanti perché il Signore mi ha salvato e lo dico a tutti quelli là che non conoscono il Signore, dico di venire ad evangelizzare, poi se non sanno quello che significa, perché per me è stata una cosa molto bella e proprio questa volta mi è entrato nel cuore. Io non so, senza il Signore non so che sarebbe fatto. Io sono Lucia, conosco, appartengo alla Santa Maria di Costantinopoli da Giovanni. Ringrazio il Signore stamattina che mi ha dato la forza di stare qui in mezzo a voi, di testimoniare con la mia vita ciò che Lui, volendo in croce, ha fatto per me. Lo ringrazio perché mi ha donato un figlio giustamente anche che sono combattuto e sto combattendo ancora, però la mia forza è stata il Signore, la forza che mi ha dato di andare avanti, perché accettare la propria vita una sensibilità di figlio non è facile, cioè si può dire dentro. Come il cammino, lo ribadisco e sono felice di questo, ha terminato anche mio marito, con sofferenza ora per motivi di lavoro non può continuare, è una sofferenza per tutti, però ecco, vedo come Cristo mi ha dato la forza, lui a me di andare avanti, come il Signore mi ha fatto sì che quella ragazza
stati bene. La ragazza prima di sposarsi gli mancava nulla. Ora la mia unica certezza è il Signore, vivo nella felicità che Cristo vive in lei dallo spirito della mia famiglia. Non è stato facile affrontare questa situazione di mio figlio quando ho altri 2 figli e 2 il Signore l'ha avuto con sé insieme. E per curare l'uno trasporre gli altri ed è vero, perché affiancata da questo solo lavoro per me di mio figlio non riuscivo a vedere l'adolescenza degli altri, quindi mi sono trovata con la figlia sposata presto e un ragazzo che lo stavo prendendo perché stavo vedendo davanti una strada. Chi è mamma capisce bene dove sia e soltanto con la preghiera sia con l'uno che con l'altro figlio sono riuscita proprio con la forza del Signore, perché loro in effetti bene o male avevano ricevuto per sé, perché erano cresciuti prima loro, ma ero io che ero lontano da loro. E il Signore mi ha dato la possibilità e lo penso con la preghiera, perché pregando incessantemente Gesù spera anche pietà di me, perché il Signore può realizzare, ed è vero, perché se Lui è forte di sotto per me, ecco, è forte di sotto anche per i miei figli, per mio marito. La gioia e la grazia dove si che io ero un carattere bello, ribellavo a tutti, non accettavo ciò che mi aveva donato, non accettavo di aver preso una madre piccola, di essere cresciuta e quindi fragile, però quando mi sono trovata con delle difficoltà della vita, se non fosse stato per il Signore, io avrei dovuto parlare. Lo ringrazio e lo benedico, l'oro e il giorno, e lui ecco, segue a me, soprattutto a quelle mamme che non lo conoscono, perché molte mamme che con la mia evangelizzazione a volte la faccio piacere, che non lo conoscono, mi dicono anche in faccia, io l'accetto così, dico loro del Signore, a loro perché non riescono a capire la tua volontà, per me è stato un dono, e lo spero di così. Facciamo un po' di comandini. Luigi, i comandini devi amici alzate le mani. Ecco, se sono rimasti qualche comandino, fratelli, andate a fare qualche missione al Genesis. Andate un po' alla gente, fate un po' di catechesi. Forza, prendete i comandini. Brevemente dategli una parola ai fratelli che stanno lì. Forza, adesso sentiremo una nuova. No, prima ma che viene? Ho iniziato
Sì, signore, voglio seguire. C'era un fuoco dentro di me. Perché dico, non è possibile questa vita inutile. Quando poi ho avuto la catechesi e ho cominciato ad ascoltare, sì, c'era il fuoco dentro di me. E poi mio marito, e poi mi sono parlati di bambini piccoli, io mi voglio che avevo 20 anni. Che cosa mi ha portato questo cammino? A formarmi, a capire che sono una figlia di Dio, a capire il mio battesimo. Ma io se sono figlia di Dio, dichiarando queste notizie, fratelli, essere figli di Dio, come mi devo comportare? Giudicando l'altro, sei tu figlia di Dio, lo sei anche tu, e tu sei figlia di Dio, sei mio fratello. Io non posso giudicarti, non posso condannarti, non posso andare in chiesa e poi fuori Malunchio, chi è mio padre? Satana, è Dio. Allora la Chiesa, il cammino, mi sta formando e mi ha formato a capire il comportamento di essere cristiani. Io nella mia vita, che ha continuato, ho avuto i miei lutti. Ho avuto un fratello che è morto, un nipote che mi è morto, giovanissimo. Che cosa è successo? Io ho capito che c'è la vita eterna, mio fratello non è morto, mio nipote non è morto, e io davo consolazione a mia sorella, a mia mamma. Perché? Perché Dio mi ha formato. Io voglio dire una cosa molto importante, che noi abbiamo una grazia e non ci rendiamo conto. Dio non viene nella sofferenza, viene anche nella sofferenza, però ti viene anche a dire, non ti manca niente, non ti manca niente, no, ti manca, il Signore ci sta chiamando a evangelizzare, a chi non lo conosce, collega, chi non conosce Dio, che ha responsabilità per tutti quanti noi. Io sono felice con Dio, allora se questo dono che mi ha dato non lo posso tenere per me, ci deve essere un fuoco dentro di te, per dire all'altro, tu sei mio fratello, non piangere, non stare nella sofferenza, perché Dio mi viene a consolare. Allora io voglio dire una cosa, quando nella parrocchia, lavoro nella parrocchia, li ho cresciuti con Dio, il Signore mi sta continuando a farmi crescere nella fede. Va bene, continuate a fare missione alla gente, rispettare la gente, andare ad annunciare il progetto. Ecco, dando la ringrazio del Signore questa giornata, è Lui che mi ha portato qui, questa mattina. Cosa voglio dire? Lui mi ha toccato come Abramo, mi ha toccato fino a Giulia Zeno. Ecco, questo mi ha toccato, perché vedere se era fede di Abramo. Ecco, questa fede mi ha convertita al mio cuore. Non crede, non da gente, rubare a bicchiere, e io non accettavo queste cose, volevo fare qualche cosa, suscitare, invece che mi portare a comunità di San Giuseppe. Ma mi ha detto una cosa, io sono incontrato Dio vivente, questo Dio vivente mi porta da giorni, le persone che la versa in Toricano, mi offrono le cose, dicono le persone importanti. Questa è la conversione. Io ci vivo, nelle mani di Dio mi protegge. E vorrei dire tante cose che non mi sento parlare. E questa me la porta dappertutto, soprattutto nella mia famiglia, mio marito, i miei figli, i nipotini, le nuove. Una fede infinita. Ecco. Guardando il grazie del Signore. Adesso fratelli che avete tanto, con il fallo, prendetemi per mano. Gesù percorreva tutte le città. Quando vide le folle che lo seguivano si commosse, perché erano stanchi, perché erano affamati. Allora Signore questo ci viene a dire, nella nostra stanchezza troverete Lui, non ti abbattete, questo vuol dire, non vi turbate.
Sono delle città, Gesù, di villaggio in villaggio, annunciava il regno, quando vide le folle che non seguivano, si commosse, perché erano stanche, perché erano come pecore senza pastore, perché erano stanche, perché erano come pecore senza pastore. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: la messe è grande, veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque, padrone della messe, inviare operai nella sua messe. Ecco che io vi mando come pecore in mezzo ai lupi.
ecco Nunzia, che veramente è lei che mi ha dato la forza, no? Di stare stamattina qua, che io stavo abbandonando tutto, volevo uscire, però è lei che come fosse tutto il contrario, era lei che io dovevo aiutare lei, invece è lei che mi aiuta me. Io 15 giorni fa, noi, mia moglie, abbiamo perso 2 bambini, 2 gemelli, ho 2 bambine, una si chiama Maria e una Lucia. E abbiamo combattuto 20 giorni. Io dico di tortura perché quello che ha subito mia moglie non è una cosa che ha fatto due parti. Per la prima settimana stiamo andando, diciamo una volta bene, poi uscire. Poi domenica sera è cominciato ancora una cosa più brutta, che cominciavano a venire dei dolori che non dovevano venire. Io allora mi affidavo al Signore, no? All'inizio non mi stavo più fidando perché ho detto questo è 1 6 anni fa e 2 adesso, sono 3. 2 bambini, a volte mi domandano quando vado da ginecologo dice quando parte a fare 4, 5, però mi giro intorno e vedo 2 e quelli là sono degli angioletti. Al sesto mese ormai già formati, già tutto bene e cominciamo, io devo andare a lavorare, mia moglie non mi chiama e comincia a sfidare il telefono, a parte che io non dormivo qui, cominciano a venire quei maledetti dolori. Io siccome mi avevano preso poi pure come sono io primario, sono venuto alla sala trovata con mia moglie a vedere la mano di mio figlio, faceva la telecamera, non ce l'ho più, ho cominciato solo a vedere la mano come usciva da uscire, poi una volta di là allora sai, uno la scenanza prima stava bene, uno stava bene, stava proprio bene, però come ci dobbiamo affidare al Signore perché poi anche quell'altro stava attaccare la facetta vicino a me, era veramente stata una tortura che non ci stava più una fine. E poi la mia moglie iniziava operatorio, addirittura una ci sa 2 parti in una giornata, sangue che ne metteva e quell'altro non ci stava neanche. Poi mi sono accorti che l'altro giorno era giovane, quando ho visto una cosa bianca, avanti, l'asciugatura di sangue. Non ho detto che succede, che ho fatto di nuovo. Allora, non mi dà una spiegazione. Tipo non so neanche come raccontare a me bambini. Quello la piccola diceva un pezzo! E fa fusce, sia c'è stato la fine. Quello e ho detto no, questo è sbagliato. La grande allora ho detto io ora non dico no, proprio apertamente detto allora perché non sono bravo, no? Mi vuoi cattivo allora non devo uscire secondo me ho fatto dopo tanti anni che mia madre guardate questo io mi pensavo che mi volevo però vedi che non mi muovo io me ne esco però mi mettevo solo io quando stavo facendo devo trovare il corpo è bello la forza mia moglie di venire io stamattina vorrei che i fratelli della Chiesa anzi così siamo sia all'ospedale sia nella Chiesa siamo diventati un po' famosi
perché tutti ci domandano. Però io ringrazio veramente Gesù Cristo di questa giornata, e veramente che il Signore la parola mi ha dato la gioia di avere mia moglie vicino a me e le due mie bambine che sorridono vicino a me, e quella è la nostra forza. Bene fratelli, adesso leggeremo un brano dagli Atti degli Apostoli, poi subito dopo ci sarà una catechesi molto interessante. È un amplificatore che non mantiene, poi con un microfono non sembra va, però l'altro sembra molto meglio. Dagli Atti degli Apostoli. All'udire tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse: pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, dopo riceverete il dono dello Spirito Santo, perché il dono infatti è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole li scongiurava e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Pasquale, faccio parte delle comunità neocatecumenali di San Giuseppe Madonna di Lourdes a San Giovanni a Teruccio. Sono in cammino da circa 22 anni con mia moglie. Oggi sono qui per dire qualche parola, fare un po' un approfondimento, un resoconto di questa missione che siamo stati chiamati a fare, che la Chiesa ci ha inviato a fare. Perché, fratelli, noi non siamo pazzi, non siamo gente che la domenica mattina non ha niente da fare, si sveglia e dice vado a passare un po' di tempo a Piazza De Franchis, là ci stanno belle persone. Non è così, fratelli, noi siamo qui, io sono qui perché è la Chiesa che mi ha inviato, che ci ha inviato a questa missione. Noi come Chiesa stiamo proseguendo la missione di Gesù Cristo, perché la Chiesa è l'opera che ha fatto Gesù Cristo sulla terra per proseguire la sua missione. Qual è la missione di Gesù Cristo? Perché è venuto in mezzo a noi? Per darci la salvezza,
per farci conoscere il Padre, l'amore del Padre, per farci conoscere l'amore di Dio, il regno di Dio che ha instaurato in mezzo a noi. E poi ha lasciato alla Chiesa il compito di proseguire questa missione, di testimoniare l'amore di Dio, l'amore di Cristo, attraverso la predicazione, attraverso la parola, attraverso i sacramenti che la Chiesa elargisce in abbondanza. Pensiamo all'Eucaristia, no? Che noi dalla Chiesa, attraverso la Chiesa, riceviamo da Gesù Cristo, se vogliamo, ogni giorno. Ed è una festa ogni volta che ci approssimiamo al banchetto della messa di Cristo. Allora vorrei sapere da voi se avete fatto, qual è la vostra esperienza della Chiesa e cosa pensate della Chiesa, che cos'è la Chiesa? C'è qualcuno che vuole dirmi per lui che cos'è la Chiesa e quale esperienza ha fatto nella Chiesa? Forse sarebbe troppo lungo e dispersivo fare questo, no? Allora voglio fare, siccome il tempo che abbiamo non è molto, avete già sentito tante esperienze, ma voglio dare anche la mia esperienza nel cammino, nella Chiesa, nella vita con Gesù Cristo, il quale si è fatto conoscere da me, è stato ed è vicino a me tuttora. Ecco, io prima di entrare nella Chiesa, prima di entrare nel cammino, vedevo la Chiesa come un'istituzione alla quale ricorrere quando ce n'era bisogno, no? Sono andato in chiesa per sposarmi, per dare il battesimo ai miei figli, anche se non capivo bene il senso di questo battesimo. E allora ero un po' lontano dalla Chiesa, però la mia vita scorreva bene, tranquilla, avevo un lavoro che mi permetteva di guadagnare per avere un tenore di vita più che decoroso. Avevo una moglie che amavo, avevo 2 figli, un maschietto e la femminuccia, quindi la famiglia perfetta, no? La famiglia del mulino bianco, ve la ricordate, no? Questa era la mia famiglia e io passavo la mia vita su quella, non davo nessun altro senso alla mia vita se non quello di vivere bene quella vita. E le cose mi sono andate sempre bene, devo dire. Ed era l'unico senso che dava alla mia vita fino a quando non ho ricevuto un messaggio, una chiamata dalla Chiesa a rivivere il mio battesimo e a conoscere più profondamente Gesù Cristo e Dio Padre. Ho aderito a questa chiamata, sono entrato nel cammino catecumenale e ho cominciato attraverso la predicazione della Chiesa, attraverso le scritture, attraverso la comunità, la liturgia, a conoscere più profondamente Gesù Cristo, a conoscere l'amore di Cristo, a conoscere l'amore di Dio che nella mia vita. Le cose andavano bene, dicevo, fino a un certo punto sono andato bene, perché a un certo punto questa mia vita, questa mia famiglia da tipo mulino bianco poteva venire meno. Quando ho perso il lavoro, ho chiuso la ditta dove lavoravo, ho perso il lavoro e sono rimasto a 50 anni senza un reddito fisso. Questo sarebbe stato prima per me un grave problema, ma in quel momento avevo vicino a me la mia fonte di ricchezza, la mia fonte di vita che era Gesù Cristo, e quindi non mi sono per niente avvilito ed ho potuto sperimentare
perché Gesù Cristo ha provveduto a me e alla mia famiglia, non c'è mai mancato niente, abbiamo potuto sperimentare la provvidenza divina, la vicinanza di Gesù Cristo a me e alla mia famiglia, e soprattutto l'ho potuto sperimentare quando abbiamo avuto delle sofferenze, soprattutto nella sofferenza di mia moglie, alla quale a un certo punto è stato diagnosticato un tumore maligno, lascio immaginare. Nel momento in cui abbiamo saputo di questa diagnosi siamo stati veramente male, quasi disperati, però proprio in quel momento abbiamo sentito vicino a noi la presenza di Gesù Cristo che ci ha aiutato, ci ha confortato, ci ha preso nell'abbraccio e ci ha portato sulle sue mani ad andare avanti. Una cosa particolare ho vista nella mia mente quando mia moglie era in ospedale per l'operazione, per l'intervento, perché hanno dovuto ascoltare un seno, ecco, era lei che dava coraggio a noi familiari, a noi amici. Pensate quanta gente veniva in ospedale per venire a trovare, no? Con la comunità che abbiamo, nella quale siamo, tanti amici che abbiamo, parenti, familiari. E allora quando veniva tutta questa gente nella stanza, gli infermieri ci cacciavano fuori, eravamo in troppi. E allora mia moglie, prima così naturalmente, dopo portandosi appresso l'asta con la boccetta del lavaggio, dopo che era stata operata, andavamo fuori dal corridoio, nell'androne dove mia moglie teneva salotto, incoraggiava tutti quanti gli altri, e questi fratelli non era sicuramente opera sua, perché io conosco mia moglie, so quanto ha paura delle malattie, dei dolori, sicuramente non era sua opera sua, era sua opera di Gesù Cristo che stava vicino a noi, stava vicino a lei in quel momento. Ancora, dopo qualche anno ho avuto un infarto, sono stato un intervento a cuore aperto, avevo una probabilità di vita del 30%, hanno detto i miei familiari. Io lo sapevo, ma in quel momento sul tavolo operatorio vicino a me c'era Gesù Cristo che mi diceva: non ti preoccupare, qualsiasi cosa succede con questo intervento, tu non morirai, tu vivrai per sempre. Ed io da quella volta, fratelli, non ho più paura di morire. Io lo so che vivrò in eterno, perché Gesù Cristo mi accoglie nella sua gloria. Ecco, fratelli, questo volevo testimoniare, l'amore di Gesù Cristo che ha avuto per me, per la mia famiglia, che ha per ognuno di noi. Gesù è buono, ci ama, è misericordioso, e questo la Chiesa vuole testimoniare. Abbiamo sentito la settimana scorsa nel Vangelo che Gesù diceva: amatevi come io, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Ecco, fratelli, questa è una cosa impossibile, perché dovremmo amare nella dimensione della croce, perché Gesù Cristo ci ha amato nella dimensione della croce, si è sacrificato, ha dato la sua vita per noi, e noi dovremmo dare la nostra vita per i nostri fratelli. Era una cosa impossibile, perché abbiamo paura di morire, non possiamo andare verso l'altro, amare l'altro perché abbiamo paura di morire. Ma se conosciamo Gesù Cristo, questo amore riusciamo ad averlo, perché Gesù Cristo ha distrutto la morte. Egli, sacrificando se stesso sulla croce, ha distrutto la morte, morendo ha distrutto la morte, ha preso su di sé i nostri peccati. Abbiamo sentito nella lettura che ci ha letto Alfredo poco fa: battezzatevi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che cos'è questo battesimo? È la purificazione attraverso la quale noi siamo in grado di amare l'altro, e possiamo riuscirci, fratelli, possiamo riuscirci, perché io ne ho le prove, io lo so che si può amare l'altro. Io probabilmente non ci riesco ancora,
ma ci sono stati fratelli nella mia comunità che veramente sono morti per l'altro, sono morti dentro, hanno dato la propria vita per l'altro, per le sofferenze che gli altri gli davano. E quindi per questo dobbiamo rivivere il nostro battesimo con la Chiesa e nella Chiesa. Il nostro battesimo. Che cos'è? Ecco, voi pensate al battesimo di Gesù Cristo, no? Nel Giordano. Il Giordano dove Giovanni Battista dava il battesimo di penitenza. Ecco, tutti i peccatori andavano da Giovanni Battista nel Giordano, si immergevano nelle acque del Giordano e gli venivano perdonati i peccati. Quindi nell'acqua del Giordano andavano tutti i peccati del mondo. Era un'acqua lurida di peccato. Gesù che ha fatto? Si è fatto battezzare nelle acque del Giordano da Giovanni, ma siccome lui era senza peccato non poteva rilasciare nelle acque del Giordano i suoi peccati, allora ha preso sopra di sé i peccati di tutti, rendendo pure quelle acque, rendendolo pure per il nostro battesimo. E che ha fatto di quei peccati che ha preso su di sé? Li ha portati con sé sulla croce. Quegli odi che hanno invocato le mani di Gesù Cristo, hanno conficcato sulla croce i nostri peccati. Egli li ha portati con sé sulla croce per renderci liberi di amare, di andare verso gli altri. Ecco fratelli, questo è quello che la Chiesa vuole fare con noi. Vuole insegnarci ad amare, vuole darci lo spirito di Gesù Cristo, perché attraverso lo spirito di Gesù Cristo, se noi guardiamo a Gesù Cristo, possiamo veramente andare verso l'alto, possiamo amare tutti quanti gli altri. E allora è importante la Chiesa ed è importante il cammino catecumenale che noi facciamo, perché avete ascoltato nella lettura che è stata proclamata poc'anzi, parlava della Chiesa primitiva, dei primi discepoli di Cristo, i quali si riunivano, condividevano tutto, condividevano i beni, condividevano la parola, condividevano il pane spezzato. Quindi le prime Eucaristie dopo quelle di Gesù sono quelle che facevano queste comunità primitive, ed è attraverso il Concilio Vaticano II, ecco, noi vogliamo rivivere questo spirito che c'era nelle comunità primitive, ed è per questo che anziché fare della Chiesa un unico corpo, sì, siamo un unico corpo con la Chiesa, ma siamo tante piccole comunità che danno i segni dell'unità e dell'amore, che sono i segni veramente di Cristo. E allora coloro che vogliono continuare ad ascoltare queste catechesi come quelle che finora abbiamo dato nelle piazze con questa missione, possono farle nella Chiesa, all'interno della Chiesa possono rivolgersi alle parrocchie alle quali noi apparteniamo, le parrocchie di Parra, Santa Maria di Costantinopoli, Sant'Antonio di Parra, la parrocchia di San Giuseppe Madonna Tenuta e San Giovanni a Tenuccio. E allora ecco, con questo spirito, in questo tempo di Pasqua, se veramente vogliamo dentro di noi accogliere Gesù Cristo e lo spirito di Gesù Cristo, come abbiamo fatto il primo giorno che
abbiamo iniziato questa missione, ad una voce diciamo insieme: Cristo è risorto, è veramente risorto. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Un pensiero anche a Maria, che ci troviamo nel mese di maggio, un mese dedicato a Maria, perché Maria ci possa aiutare e farci incontrare con suo figlio Gesù Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.